Buon pomeriggio a tutti. Grazie. Grazie per essere qui e grazie soprattutto agli amici, docenti, no? Che abbiamo raggiunto da esami, da scavi, no? Dalle scavi, gli studenti ci stanno ringraziando, no? Naturalmente. Il professor Limonese che è impegnato in uno scavo continuo ormai da tempo con questi studenti e Roberto Riva abbiamo riunito nella Meridiana l'Università di Sassari e l'Università di Cagliari a parlare di Medioevo. Sì, ci sono tante in realtà dinamiche anche con le riforme decise a Roma, le battaglie all'inizio del 1000, non siamo al 1066, le diocesi sarde vengono ritenute a livello papale, il Papa Alessandro II, troppo poche, e allora c'è una crescita numerica, quindi vengono anche creati non solo le diocesi, ma ovviamente i vescovi, le figure dei vescovi, insomma, e questo è anche un marcatore di che cosa? Sempre della cosa che veniva detto prima, cioè dell'insediamento. Quando aumenta la popolazione e quindi aumentando la popolazione aumentano anche i villaggi, perché i villaggi devono essere calibrati e in equilibrio con le risorse del territorio, no? Ovviamente con le risorse dei campi, con i boschi, con le terre native, eccetera. Allora c'è una necessità anche di incrementare la rete ecclesiastica, quindi delle diocesi sostanzialmente, no? Quindi dei nuovi vescovi. Non so se possiamo vedere ora o più tardi, insomma, qualche immagine magari che è riferibile al... sì. Si tratta di un villaggio abbandonato appunto nella seconda metà del 1300, che è in comune di Sorso, i resti meglio sono in comune di Sorso, si chiama Gerido questo villaggio. Era una comunità piuttosto importante dal punto di vista demografico, perché pensate che aveva circa 1700 abitanti censiti fiscalmente attorno all'inizio del 300, prima dell'arrivo, perché poi dei catalano-aragonesi, perché poi tutto si gioca lì il problema, quindi con poi non censiti fiscalmente si va attorno ai 2000, quindi pensate già che cos'è oggi, insomma, un paese della Sardegna di 2000 anime, insomma, non è disprezzabile, tutt'altro, insomma, è certamente, insomma, una comunità di un certo interesse, una medio paese, medio insediamento, no? E quindi nel 1300 ovviamente lo era ancora molto di più rispetto a oggi. Questa villa, questo paese viene abbandonato in pochi decenni lo scavo, adesso vediamo qualche immagine. Questa è una ricostruzione che ho fatto di come si poteva presentare pochissimi anni dopo l'arrivo dei catalano-aragonesi questa villa, questo villaggio di Gerido, gravitante attorno alla chiesa parrocchiale, ovviamente la chiesa di Sant'Andrea è questa, con tutte le case disposte anche attorno a delle piazzette, a costruire come dei vicinati, no? delle aree di gruppi familiari anche in collegamento con l'altro di parentela o di altro, con un paesaggio agrario poi intorno, per riferirci insomma al concetto di paesaggio agrario, quindi paesaggio coltivato, no? Sostanzialmente non un paesaggio selvaggio ma insomma con un impatto del lavoro dell'uomo molto importante. Lo scavo di questo villaggio ci ha portato, e ora possiamo vedere un po', scusate, sono andato un po' troppo veloce, siamo qua, e questo è Sassari, e appunto siamo in questa posizione qua con Gerido molto vicino a Sorso, a Seno, quindi una zona. E tutti questi nomi, adesso ovviamente insomma do solo un flash, tutti questi nomi che vedete sono dei villaggi che nel 1300 all'arrivo dei catalano-aragonesi erano ancora
erano in vita, insomma erano abitati e probabilmente stavano molto bene anche, e invece con l'arrivo poi dei catalano-aragonesi vengono abbandonati per tutta una serie di motivi, fra cui la pressione fiscale molto molto importante, insomma col feudalesimo, arrivano i feudatari catalani e aragonesi in una situazione in cui il feudalesimo non era conosciuto, le comunità erano abbastanza libere, quindi questo è un aspetto, e poi è anche interessante vedere come, cosa ci dice l'archeologia di queste situazioni della Sardegna del 1300, no? E che cosa ci dice la storia scritta, no? Mettiamo a confronto le cose e vengono fuori delle cose molto interessanti, ecco. Allora volevo farvi vedere che sono alcune fasi dello scavo, delle misurazioni insomma dello scavo, insomma, i resti delle abitazioni. Credo per la prima volta in Sardegna abbiamo potuto misurare, non solo in Sardegna, quanto era grande un fuoco fiscale, no? Vengono ricordati nei documenti, era attorno tra i 45 e i 60 metri quadrati, quindi abbiamo una misurabilità del concetto di fuoco fiscale. E poi il mio rammarico è che tutte queste cose, un po' una pianta un po' disordinata, ma di tutti i resti delle case di una zona, il rammarico è un po' che tutto quanto viene costruito dall'archeologia arriva poco alla storia. L'abbiamo visto anche con, io non l'ho visto, ma sono letto qualche commento con questo evento che c'è stato a Torino nella settimana scorsa. L'archeologia questa sconosciuta, cioè mentre ci dà una visione, ecco, questa è una ricostruzione per esempio della vita, quando diciamo economia e società nella Sardegna medievale, no? Qui entriamo nel vivo di un villaggio rurale medievale sassarese, ma questo non è questa ricostruzione che ho fatto con l'aiuto di una disegnatrice, naturalmente, di una penna, di una matita esperta, non è inventata, ma tutto quanto si vede qua è stato trovato nello scavo, tranne le persone, le abbiamo trovate al cimitero le persone, e quindi non le abbiamo trovate qui negli spazi. Ecco, quindi è stato tutto ritrovato e quindi questo ci fa capire perché spesso, vi dicevo, la storia è immaginata, no? Questo leggendo anche libri recenti o meno recenti, insomma, di storia della Sardegna medievale, vengono fuori delle idee, no? La vita era poverissima, no? Le abitazioni erano precarie, erano coperte con canne, con appunto degli elementi vegetali. Tutte le case erano coperte con tegole. Il modo di costruire le case era esattamente come quello di Sassari o di altre città, insomma, del territorio, ecco. Quindi il livello, la qualità della vita degli abitanti delle campagne sarde del 300, dell'inizio del 300, non aveva nulla da invidiare a quello degli abitanti delle città, ecco. Quindi è un modo che dobbiamo superare, questo dire, nelle campagne c'era la povertà, c'era solo il baratto, non esisteva un'economia sviluppata moderna, diciamo, dal punto di vista monetario. Non è assolutamente vero. Qui intorno, diciamo, qui in questi spazi gli abitanti avevano in tasca molte monete, e compravano, acquistavano, e gli oggetti che usavano nella vita quotidiana non erano solo degli oggetti autoprodotti, ma venivano da Barcellona, da Genova, da Pisa, dalla Sicilia, cioè era al centro, insomma, la Sardegna era al centro di un sistema economico che possiamo in qualche modo chiamare per il Medioevo sistema mondo, cioè un mondo di riferimento, no? Che appunto spesso non viene quasi mai richiamato, ecco. E quindi diciamo che la qualità della vita appunto è una qualità sicuramente alta. Avevano anche la possibilità di acquistare dei prodotti di lusso, cioè non è che avevano l'ossessione
dell'andare avanti, diciamo, no? Che cosa si mette nel piatto domani, siamo disperati, non sappiamo cosa fare, no? No, c'è un'idea invece di poter anche usare il surplus, no? Avere un surplus per un qualcosa di non necessario, strettamente necessario, ma che dava la possibilità, insomma, di un benessere sociale in qualche maniera. Magari non erano tutti così, naturalmente. Allora, gli indicatori, per esempio, possono essere, questa è una ricostruzione che ho fatto dell'interno di una di queste abitazioni che abbiamo scavato. Per esempio, questa cassa di legno qua che vediamo non è una cassa fatta con 4 tavole prese abbattendo un albero nel bosco e chiedendo al falegname di farle. È una tavola di legno di castagno che viene dalla Toscana, che ha questo meccanismo di chiusura che è di bronzo dorato con il giglio fiorentino, con tutta una serie di cose. E qui ci colleghiamo con i documenti scritti sempre del 1300 della città di Sassari che ci parlano di casse pisanesche presenti nelle case di alcuni sassaresi. Queste ceramiche, per esempio, venivano dalla Toscana, venivano da tante regioni diverse. Poi le monete venivano davvero, insomma, un po' da tutto il Mediterraneo. Avevano delle ceramiche da appendere, forate da appendere alle pareti, quindi c'era il gusto anche, no, di avere il concetto del bello, no, in qualche modo, il piacevole, no, del non necessario, no? Quindi va un po' a demolire diciamo alcuni stereotipi della povertà, insomma. Ecco, questa è la ricostruzione, questa è la chiusura al boncinello, vabbè, si dice, insomma, questa cassa carbonizzata, perché poi questo benessere in realtà negli anni 40 del 300 non c'è già più, perché ci sono i feudatari, c'è lo stato di guerra, ci sono tutta una serie di problemi, e allora il villaggio poi viene incendiato anche per rappresaglia, insomma. Ecco, questo è uno stralcio del documento sassarese che parla appunto di una cassa pisanesca, insomma, negli anni centrali proprio del 1300, e gli oggetti che vengono un po' da tutto. Questo viene dalla Spagna, insomma, un piatto che viene dalla Spagna. Ecco, perché il contadino, ecco, doveva avere il piatto che viene dalla Spagna? Se fosse stato poverissimo avrebbe avuto quello di legno, no? Ecco, e non certo, insomma, della maiolica. Poi un'altra cosa interessante che volevo, ecco, questo per esempio per illuminare l'interno delle abitazioni, queste lucerne, no? Quindi queste lampade a olio, no? Diciamo, non sono di produzione locale o di Sassari o di Cagliari o Sarde, eccetera, ma vengono da Pisa, sono di produzione pisana, le stiamo analizzando anche, insomma, da un punto di vista chimico. Le armi ci dicono che gli abitanti erano delle persone libere, non erano servi, ma erano tenuti, anzi probabilmente a un servizio di armati. Ecco, avevano gli speroni, quindi c'erano i cavalli, c'è un benessere, insomma, devo dire imprevisto in qualche modo. Ecco, e poi una cosa interessante, spesso anche a livello soprattutto nella parte medievale, nella storia, diciamo, medievale sarda, si mettono un po' in contrapposizione o i pastori o i contadini. Qui all'interno delle stesse case troviamo gli attrezzi sia per il mondo pastorale sia per la gestione dei campi, quindi non c'è un mondo in contrapposizione, no? O i pastori o i contadini magari in lotta tra di loro, eccetera. No, c'è una economia agropastorale che appunto viene gestita addirittura non da persone diverse, ma comunque all'interno delle stesse abitazioni, con appunto le roncole, ma le falci, falcetti, ma insomma poi tutta una serie di strumenti. E poi ecco, quindi si demoliscono in qualche modo, no? Quando si diceva prima entriamo nel vivo, no? Entriamo nelle case e andiamo a capire effettivamente come, non dobbiamo immaginarlo, dobbiamo
cercare insomma di vederlo direttamente come vivevano e tutto, e quindi questo aspetto anche che è nuovo insomma degli stessi nuclei familiari che facevano sia i pastori che i contadini, ecco perché siamo all'interno degli stessi fuochi fiscali. E poi le monete insomma, come vi accennavo prima, insomma, che vengono davvero un po' da tutto il Mediterraneo, quindi questi compravano anche in moneta, non portavano la forma di formaggio, la bottiglia d'olio o il fiasco di vino, per dire, no? Ma avevano le monete e poi probabilmente il baratto esiste anche oggi, insomma lo faccio anch'io, sono un piccolissimo microproduttore, quindi insomma lo faccio anch'io, insomma mi diverto, devo dire, insomma di fare queste cose, però quindi esistevano certamente anche le forme di baratto, però esisteva appunto un'economia anche monetaria, insomma, piuttosto. Le monete erano monete allora di Lucca, Pisa, di area catalana, spagnola, quindi di Genova e ovviamente anche sarde, no? Questo è un po' vedete questo blu più scuro sono quelle di Genova, di conio genovese, quelle sarde sono un po' più rare, ma tra la metà del 300 e la metà del 400 ci sono, ovviamente quelle catalane, queste in violetto, insomma, mentre più rare sono quelle di Pisa, ecco. Quindi c'era appunto una certa vivacità, poi ci sono anche quelle siciliane, insomma, sono davvero di tante, queste sono le case, i resti delle case. Poi per capire la società, ecco, i resti carbonizzati delle lavorazioni agricole, quindi i semi, i frutti carbonizzati, i carboni delle piante sono anche importantissimi perché ci danno proprio lo spaccato di ciò che stava intorno al villaggio che veniva coltivato nei campi, quindi non dobbiamo immaginare, ma possiamo anche vederlo direttamente attraverso lo studio dei semi e dei carboni, insomma questi sono studi ovviamente piuttosto e poi vabbè, no, ora magari insomma mi fermo qua, ma uno spaccato, magari poi lo riprendiamo dopo se ci sarà il tempo, uno spaccato molto interessante intorno alla chiesa, questa è la ricostruzione, c'è tutto il cimitero, quindi scavando il cimitero troviamo i resti delle persone e oggi la cosiddetta bioarcheologia ci dà la possibilità di tirar fuori, per così dire, dallo studio dei resti scheletrici delle persone che si trovano nell'area cimiteriale delle informazioni favolose, insomma, sull'alimentazione, sulle malattie, sull'età di morte. Addirittura pensate, e qua insomma chiudo questa parentesi, che è stato trovato in una sepoltura un osso anomalo, insomma è stato poi mandato a vari laboratori, poi alla fine è stato individuato a Oxford con delle tecniche molto particolari, è stato individuato un genoma della brucellosi, ma di una forma sconosciuta della brucellosi a cui è stato dato il nome di Geridu, cioè del sito, quindi questo genoma anche in ambito medico-scientifico oggi si chiama Geridu1, quindi è molto interessante, quindi sono un po' le nuove frontiere dell'archeologia, no? che hanno abbandonato insomma, progressivamente e molto velocemente anche la dimensione dell'antiquaria, no? Ma l'archeologia è sociologia, antropologia, e per arrivare a quei risultati deve essere molto, molto scienza, no? Ovviamente. Scienza interdisciplinare per giunta. Va bene. Col microfono. Come erano strutturati i rapporti economici e sociali nel periodo giudicale, come poi si sono evoluti nel periodo, o hanno regredito nel periodo aragonese, catalano-aragonese, come poi sono diventati nel periodo faudo, e come sono oggi. E perché noi siamo in questa situazione? Se riuscissi a capire se c'è un concatenamento,
se c'è un concatenamento, se c'è una ratio per cui noi oggi siamo in questa condizione in cui ci troviamo. Quali sono stati gli elementi strutturali che ancora ci legano con le catene? Eventualmente, se ce ne sono, ma ce ne sono sicuramente. Domanda cattiva non l'ho fatta io. È arrivata dal pubblico. No, cioè, io posso solo ricostruire un quadro, poi le conclusioni magari le traiamo insieme. Sul periodo, insomma, giudicale, tardo medievale, insomma, il professor Milanese ha già raccontato bene con l'esempio di Geridu di questi villaggi che probabilmente vivevano in una condizione di libertà o di semilibertà. Nel 300 ormai quella servitù della gleba che era presente anche in Sardegna ormai si era praticamente estinta, quindi erano quasi tutti villaggi di liberi che appunto utilizzavano il territorio rivendicando questi diritti, in questo caso con il giudicato di Arborea, fin quando è rimasto, in questo caso di Meana, dico, quando è rimasto in vita, diciamo così. Con l'arrivo dei catalani aragonesi lo shock che diceva il professore è quello del feudalesimo, che arriva in Sardegna quasi fuori tempo massimo rispetto al resto della storia europea, quindi si inframmezza tra il villaggio e la corona la figura del feudatario, che ha diversi compiti. Uno ha l'obbedienza nei confronti del sovrano e anche un'obbedienza militare. I feudatari dovevano mantenere dei cavalli armati cosiddetti, quindi l'animale, l'uomo e altre due persone. Ovviamente, diciamo così, già a partire dal 500 al 600 questo mantenimento è convertito in denaro e quindi estraevano delle rendite dai villaggi. L'altro era l'amministrazione della giustizia, primo livello, fin quando Filippo II non crea la Reale Udienza, quindi siamo nella seconda metà del 500 e poi la sala criminale addirittura all'inizio del 600, i feudatari amministravano la giustizia nei villaggi con i propri ufficiali baronali. I costi dell'amministrazione della giustizia erano a carico delle comunità. Ora abbiamo detto che Meana, diciamo così, per 300 anni più o meno è invece stata un feudo che apparteneva direttamente al sovrano, quindi era gestita tramite ufficiali reggi, e questo ha permesso un utilizzo del territorio forse in maniera più proficua. Una delle fonti che ci aiuta è quella del Fondo Regio Demanio Feudi, dove è conservata la storia feudale di quasi tutte le comunità della Sardegna, e ci dice nel momento in cui il feudalesimo sta per essere eliminato, abolito, quindi 1836-1838, la comunità di Meana dice che il feudatario non possiede nessun terreno demaniale a uso proprio, che vuol dire che la comunità era appropriata di tutto lo spazio disponibile, quindi questi diritti di fondamento si sono allargati fino al confine degli altri villaggi, e quando si arriva al confine, insomma, qualche problema c'è sempre. E infatti l'altro fondo che ci, diciamo così, dà un quadro sulla situazione, la Reale Udienza, e abbiamo una lunga serie di cause di confine tra villaggi, oltre che di cause criminali sul confine. L'economia, tornando alle fonti fiscali, l'economia tra 7 e 800, questi sono i dati che abbiamo più certi, è prettamente pastorale a Meana. Abbiamo detto l'area è, gran parte dell'economia si basa sull'ingrasso dei maiali, quindi è il tributo più alto che la comunità paga al feudatario. Poi scendiamo magari nel dettaglio. Poi c'è l'allevamento ovino, ovicaprino, e l'agricoltura residuale. Un elemento interessante sono le vigne.
Non abbiamo il quadro dell'estensione, anche perché è molto difficile risalire dai tributi, però la comunità paga un tributo fisso per le vigne e sappiamo che evidentemente c'era una discreta produzione, almeno dal punto di vista quantitativo. È molto residuale, diciamo così, il tributo dell'agricoltura, l'orzo e il grano che si versano al barone. Elemento interessante, le comunità di questa baronia pagano un diritto fisso, sono riusciti a contrattare un diritto fisso col barone, pagano una quota di 900 scudi che poi ripartiscono internamente. Infatti non si trovano almeno così si dice nei documenti, non ci sono le liste fiscali. Io sono sicuro che secondo me le troviamo, perché la comunità tendeva, diciamo così, a sottrarsi all'imposizione fiscale, però contrattano un diritto fisso. E altro elemento interessante che ci fa capire come queste comunità non fossero fuori dalla storia e non fossero fuori dal diritto, dalle conoscenze giuridiche. Nel 1797, siamo dopo la sarda rivoluzione, la comunità di Meana fa un accordo col feudatario, col conte l'Ostia di Santa Sofia, dove ridiscute l'utilizzo dello spazio agrario, quindi vengono ridisegnati la vidazzone e i salti da utilizzare per l'ingrasso di maiale e per il pascolo, e ridiscute anche i tributi, dimezza praticamente il tributo sui maiali, che passa da 1 a 5 a 1 a 10, quindi c'era una forza giuridica importante, forse anche militare, perché abbiamo detto quando i primi ufficiali baronali dell'Ostia arrivano, vengono cacciati via militarmente. E l'altro aspetto, ultimo, curiosità interessante, che l'avvocato che difende la comunità, che è il procuratore della comunità, è Fisio Pintor Sirico, che è il genero di Vincenzo Cabras e fratello di Bernardo Sirico, che sono i due che vengono parte di origine tonarese, che erano i due personaggi che vengono arrestati il 28 aprile del 1794 e che erano tra i maggiori esponenti del foro cagliaritano in quel periodo, nonché appunto vicini ambienti angioiani, eccetera. Quindi la comunità di Torana non era una comunità di sprovveduti, aveva una conoscenza giuridica importante anche dei propri diritti sul territorio, quindi questo e si vede anche nel momento in cui discute nella fase di abolizione del feudalesimo, che le controosservazioni della comunità sono quasi tutte accolte dalla commissione, proprio perché c'era questo accordo a cui fare riferimento, che era molto recente, erano passati 40 anni insomma da questo accordo. Quindi questo era un po' il quadro fino a quel periodo. La seconda metà dell'Ottocento è forse un altro shock che non abbiamo studiato abbastanza, perché la Sardegna con l'unione perfetta, con la fusione perfetta, tutto il periodo risorgimentale, ma ciò che accade dal punto di vista economico, soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, è l'arrivo diciamo, dei caseari, degli imprenditori caseari, delle grandi famiglie che modificano anche diciamo così, dal punto di lo schema di produzione, esatto, cioè mentre il pastore prima era produttore su tutta la catena, quindi arrivava al prodotto finito e, non lo dice Roberto Iban ma lo diceva Brodel, che il formaggio aveva un prezzo molto più stabile e produceva un valore aggiunto più alto rispetto al grano, che andava a seconda delle annate del mercato, se c'era più grano in Sicilia o se arrivava più grano dall'est Europa e dall'Ucraina, insomma c'era un calo del prezzo del grano sardo. Invece il formaggio era più stabile e aveva diciamo così, un valore aggiunto più alto. Con l'arrivo e quindi con la produzione industriale del pecorino, il pastore diventa conferitore e quindi va a trattare esclusivamente sul prezzo del latte. Questo da una parte fa aumentare anche il numero dei capi ovini, perché hai bisogno di più pecore
per avere un reddito. Dall'altro appunto fa esplodere anche i conflitti tra le comunità e interni alle comunità e diciamo così il pastore in qualche modo si limita a conferire e da lì insomma Mario da Passano, che era un grande storico del diritto dell'Università di Sassari, faceva una certa correlazione anche con l'aumento della criminalità in alcune aree. Quindi questo è il secondo Ottocento e dopodiché il resto, insomma il Novecento già citava qualcosa Simona, quando si fa il primo piano di rinascita, le prime stesure sono quelle che puntano innanzitutto su diciamo così, le zone economicamente omogenee e quindi su un ruolo attivo anche delle comunità e delle scelte sociali e economiche delle comunità, e poi diciamo, era impostato su un'economia agropastorale moderna, anzi contemporanea, che poi viene spazzato via poi nelle seconde riscritture, quindi c'è il modello industriale. Ora, questi sono fatti che mettiamo in fila, dopodiché sì, altrimenti dicevamo facciamo ucronia, diciamo ma se avessimo scelto quella strada piuttosto che l'altra. Però diciamo a me quello che mi ha sorpreso, ecco, in questi documenti che ho visto, poi volendo magari dopo elenchiamo anche le fonti che ci possono servire per ricostruire la storia, è che queste comunità avevano una grande forza anche dal punto di vista giuridico nel rivendicare i propri diritti nei confronti della corona e nei confronti del feudatario. Non sono sicura che ci si possa vantare la stessa carisma, diciamo, in fase contemporanea. A proposito di carisma, no? Che voce avevano in capitolo in età medievale più antica le comunità all'interno di un'organizzazione religiosa e laica, diciamo, e laica? Le comunità, diciamo che la voce l'avevano e la facevano sicuramente sentire. Ci sono dei documenti molto interessanti, insomma qui siamo ovviamente su un piano sul quale si indebolisce la voce dell'archeologia, no? Mentre diventa più importante quando presente naturalmente la documentazione scritta. Ad esempio ci sono dei documenti molto belli degli anni 40 del 1300, nel momento della crisi appunto del villaggio di Gerido, che fino a 20 anni prima era probabilmente molto florido, la comunità non aveva problemi, diciamo, non solo di sopravvivenza, ma insomma aveva un certo benessere anche, insomma, che lo vediamo insomma nella vita quotidiana. L'alimentazione era un'alimentazione molto proteica anche, e quindi piuttosto ricca, insomma c'era l'età della macellazione del bestiame era un'età anche abbastanza giovane, insomma, quindi c'era un'economia interessante da quel punto di vista. Però poi la comunità, quando con l'arrivo dei feudatari aragonesi appunto entra in crisi, si rivolge gli abitanti tramite il loro rappresentante, il loro sindaco in qualche modo, il maiore de villa, che era appunto il capo, diciamo, del consiglio diciamo il consiglio comunale, insomma, per equipararlo alla situazione attuale. Scrivono quindi dal villaggio, quindi vuol dire che nel villaggio c'era comunque la conoscenza, insomma, anche della scrittura, c'era chi comunque poteva scrivere, forse c'era un notaio, insomma, comunque c'era una classe, diciamo, acculturata, insomma, perlomeno alcune persone, e scrivono direttamente a Barcellona, a Pietro IV e al re, quindi della corona aragonese, e descrivono lo stato di crisi, lamentano, no, lo stato di crisi nel quale si trova la comunità, e dicono: non siamo più in grado di pagare le tasse. Questo ve lo traduco, insomma, in modo tale che possa essere più
più chiaro per tutti, non siamo più in grado di pagare le tasse, ma perché le tasse sono calcolate su un periodo in cui la comunità era molto florida, il villaggio era abitato da molte più persone e la tassa era sempre quella, perché la tassa della comunità non era tassa sulle persone, no? E quindi ovviamente essendo ridotte a un terzo probabilmente gli abitanti, ecco che il 30% degli abitanti non può pagare più come fosse il 100%, no? E allora diciamo c'è questo farsi valere direttamente, non è che scrivono a Cagliari, al viceré o altro, no, scrivono direttamente insomma all'autorità apicale del sistema, insomma, quindi a Barcellona al re, appunto, a Pietro IV. E poi comunque naturalmente i consigli ci sono, a Cagliari ad esempio 1358, insomma c'è una riunione molto importante in cui sono chiamati anche i rappresentanti di quei villaggi fedeli, naturalmente, che vengono reputati in quel momento fedeli, insomma, alla corona catalana aragonese, e anche chi va del nord, di tutto il nord Sardegna, vanno da Sassari e da Geridu, va il parroco di Geridu, che era un tale Antonini, quindi un cognome di chiara origine pisana o perlomeno continentale, insomma, e quindi c'era un rapporto diretto, diciamo, non di sudditanza, ma insomma si facevano valere ancora le proprie ragioni. Difatti poi insomma il villaggio, come vi dicevo, viene incendiato più volte perché gli abitanti si ribellano, poi i poveretti insomma sono in mezzo ai sassaresi che chiedono le tasse, il feudatario, addirittura i Doria, cioè il vecchio potere signorile dei Doria, della signoria appunto della famiglia ex genovese, ormai sardizzata insomma da molto tempo, dei Doria, quindi non sanno più come fare questi poveracci insomma a pagare le tasse, e quindi il villaggio viene per rappresaglia, una sorta di Bardana, insomma viene incendiato. Ecco, però il rapporto c'è, molto chiaro. Forse riusciremo un giorno anche a trovare qualche elemento diciamo archeologico per supportare questo rapporto, che per ora insomma è testimoniato dalla documentazione scritta. Una domanda che faccio a tutte e due, ma comincio dal periodo più lontano. L'ager publicus, dai Gracchi in poi ritorna periodicamente, è un leitmotiv, cioè i terreni pubblici, passando poi per le chiudende, no, che diventa un altro argomento chiave, come viene gestito e quanto, no? Anche in quella politica immigratoria che io penso a Mariano IV, no? Vieni, ti lascio 15 anni senza tasse, però poi lo accenno soltanto, fra le varie politiche di controllo del territorio rientra anche quella della politica di immigrazione, di favorire, è una cosa che no, è molto sulla cronaca dell'oggi, la politica di immigrazione. Ci sono tante terre libere, tanti spazi vuoti da occupare, parlava di questo Roberto. Come controllo il territorio? Bene, lo controllo banalmente, popolandolo, affidando, un po' come, vi ricordate l'ETFAS un po' di tempo fa? Ecco, quindi la casa colonica, ti do la possibilità di avere una casa, di avere un terreno, di coltivare, ti richiamo in guerra, ma mi dai una parte del tuo raccolto, ma tu hai di che sostentare te, la tua famiglia, i tuoi figli, i tuoi pronipoti. Ecco, in tutto questo la gestione delle terre pubbliche è in una divisione fra terre agrarie, terre boschive. Il bosco è un elemento fondamentale, nella Carta dei Logo si rimanda alle varie pene, no? Erano molto avanti nella gestione degli incendi, in realtà è una gestione economica, cioè tutto patrimonializzato, non c'è uno spirito ambientalista, cioè non attribuiamo cose moderne a chi stava gestendo il proprio, ecco, a chi stava gestendo il proprio. Quindi
le terre pubbliche, non pubbliche, private, giudicali, piuttosto che baronali, piuttosto che della singola famiglia, a un certo punto vengono trasformate. E in questa politica di immigrazione per 15 anni uno si trasferiva, come a Panama oggi, no? Vai, apri un bar, per 15 anni non paghi le tasse e puoi avviare la tua attività. Ecco come si trasforma e cosa restituisce l'archeologia, perché alcune di queste informazioni è l'archeologo che le dà allo storico, laddove l'archivio è carente. Per esempio, insomma, la domanda è molto complessa perché è spalmata anche nel tempo, insomma, e quindi però ecco, diciamo che nello scavo dei luoghi della vita del Medioevo, della vita delle campagne medievali, si possono all'interno di ciascuna abitazione, all'interno di ciascun villaggio si trovano dei resti carbonizzati del legname, perché le terre comunitarie, l'uso collettivo delle risorse, sono tutti temi, il diritto di legnatico, quindi far legna, no? Ecco, che fanno riferimento al paesaggio agrario e al paesaggio, diciamo, comunque anche forestale, boschivo, insomma, che stava intorno, che rappresentava insomma il territorio del villaggio. Ecco, perché c'è da dire che giuridicamente questo, diciamo, è più un punto di vista dello storico, no? Perché si potrebbe dire anche c'è il villaggio sardo medievale degli archeologi e il villaggio medievale degli storici, no? Cioè sono dei punti di vista, delle prospettive che poi naturalmente devono essere ricomposte. Ecco, uno dei punti di vista importanti è quello del quando è che un gruppo di case diventa villaggio. C'è il tema che forse è stato accennato all'inizio da Simone della coscienza collettiva, no? Quando c'è una coscienza collettiva dell'essere comunità, possiamo essere anche 4 case, ma quello è comunque un villaggio, se è riconosciuto fiscalmente e se ha i suoi confini che comprendono anche le comunaglie, i terreni comunitari, eccetera. E la prospettiva dell'archeologia è quella di mettere in evidenza i resti carbonizzati di quel legno che veniva prelevato nei terreni comunitari. Naturalmente poi, insomma, c'è il dramma poi dell'editto delle chiudende, quindi insomma della sottrazione violenta di tutta una serie di diritti, di terre, insomma, quindi con le comunità allo sbando, ma questo è un altro tema. Però il fatto che dicevi di attrarre, no? Di attrarre la popolazione, quello è un aspetto su cui l'archeologia può dire delle cose molto molto interessanti. Per esempio nella seconda metà del 1200, quando viene meno nel nord della Sardegna il giudicato di Torres, no? Si esaurisce proprio l'esperienza giudicale, e allora prendono forza, prendono vigore queste famiglie di origine continentale. Poi dico di origine nel senso che quando troviamo un Gavino Doria alla fine del 1200, all'inizio del 1300, il processo di sardizzazione mi sembra già abbastanza chiaro, poi con anche politiche matrimoniali, no? di fusione, ecco, i Malaspina, insomma, di Spinola, insomma tutta una serie di famiglie. Ecco. Una volta venuto meno il potere giudicale, vengono prese delle iniziative che hanno proprio una forza di progetto demografico, quindi come diceva Simona, di attrarre la popolazione, perché c'è un progetto, perché queste famiglie signorili di lontana origine continentale non sono più a quel punto delle famiglie semplicemente di ricchi proprietari terrieri, ma sono dei signori che esercitano la giustizia. Per esempio, è molto diverso il fatto da dire io sono proprietario di questo e dettare invece le regole, insomma, e amministrare la giustizia, ivi compresa le pene corporali, pena di morte eventuale, insomma tutta una serie di cose. E quindi è in quella fase, nella seconda metà del 1200, che nascono, per esempio, Alghero, viene fondata Alghero, Bosa nella situazione in cui la vediamo adesso, Castelsardo,
ma che non nascono come castelli, ma nascono come progetto insediativo e demografico. Quindi vengono costruiti degli insediamenti, dei borghi. In quel caso lì è giusto chiamarli borghi, il resto è un'aberrazione il fatto questa cosa, i borghi della Sardegna, no? E sono pochissimi i borghi della Sardegna, e c'è probabilmente un fenomeno in questo periodo in cui poi i villaggi rurali delle campagne vengono abbandonati, perché le persone vengono invogliate, come diceva Simona, vieni ad abitare all'interno del borgo, ti prendi la casa o te la costruisci, finisci di costruirla, ti do il lotto edificabile, e quindi sei sgravato da appunto obblighi fiscali eccetera, e però poi naturalmente devi partecipare a una vita fatta non solo di diritti ma anche di doveri. Quindi in quel caso c'è un processo che chiamiamo di incastellamento, cioè che non è semplicemente costruiamo una torretta, no? Ma costruiamo un castello con intorno un progetto abitativo, di villaggio, di borgo, con tante case, con le terre, gli orti all'interno. Alghero per esempio intorno al 1250 viene fondata con una forma, una estensione spaziale sovradimensionata rispetto alle necessità, no? Ma perché c'è l'idea, no, di una prospettiva, no? Come dire, io mi costruisco una biblioteca, ora ho 1000 libri ma metto spazio per 5000 libri, perché poi gli altri li andrò a scambiare, a comprare, mi verranno regalati eccetera eccetera, no? Quindi, e quelli sono progetti demografici appunto che non riguardano solo la Sardegna ma riguardano la Corsica, sono progetti, diciamo, una dimensione, come diceva Roberto prima, europea, no? Sono fenomeni che poi si giocano, insomma, a livello di mentalità, insomma, a livello europeo. La passo a te, passando per le chiudenti. Sì, allora, diciamo, nella Sardegna di età moderna e della prima età contemporanea, con l'arrivo, o meglio, con la definitiva conquista da parte dei catalano-aragonesi, il regno di Sardegna, l'isola, viene demanializzata, cioè il territorio è della corona. E, diciamo così, abbiamo quella situazione di dominio diviso, condiviso, che descriveva Paolo Grossi: dominio imminente alla corona, dominio diretto ai feudatari che amministrano, abbiamo detto, giustizia, esigono i tributi, e quindi acquisiscono i frutti delle comunità, e il dominio utile in capo alle comunità e ai fuochi fiscali, le famiglie, che era poi il nucleo produttivo. In questa situazione le comunità, abbiamo detto, esercitavano una serie di diritti sul territorio, che era compreso all'interno di questo concetto di fondamento, dove periodicamente contrattavano con i baroni, o in questo caso con gli ufficiali regi per Meana, gli spazi da utilizzare per la coltivazione, per il pascolo, e poi quei diritti collettivi che rientravano sotto il nome di ademprivio, che la comunità esercitava collettivamente su determinati spazi, ed erano i diritti di legnatico, di erbatico, eccetera, che hanno in Sardegna una straordinaria estensione, una straordinaria lunghezza, durata meglio, perché abbiamo esempi di diritti collettivi anche in Emilia, nelle valli alpine, le chiamano università agrarie, comunanze agrarie, eccetera. In Sardegna però ce l'abbiamo in quasi tutti i villaggi, oggi comuni, e hanno questa straordinaria durata, nonostante il tentativo a metà Ottocento di dare una parte di queste estensioni per la costruzione della ferrovia. Siamo nel 1863-65, nonostante durante il ventennio, nel 27, si cerchi di abolire questi diritti collettivi, intanto permangono, oggi li chiamiamo usi civici, e come diciamo i nostri studenti che fanno anche amministrazione, scienze politiche, studiate la storia, perché in qualsiasi comune della Sardegna voi andiate a lavorare, vi scontrate con l'uso civico. Quindi c'era questa pluralità di diritti. Sugli spazi, diciamo, di coltivazione o ad uso pastorale, lasciamo poi anche le cusorge, che erano questi distretti giuridici e pastorali, dove diversi proprietari rispondevano in maniera solidale di ciò che accadeva, e
che diciamo, nel 63-65 diventano proprietari poi di fatto di questi spazi. All'interno di questi spazi, soprattutto quelli per la coltivazione del pascolo, pian piano le famiglie hanno un possesso più stabile, che era imperfetto, nel senso che nel momento in cui quel campo era destinato a pascolo non potevano impedire ai pastori di pascolare. L'anno successivo potevano coltivare. Questo era un possesso disturbato, imperfetto, quindi impediva la chiusura. Ora, le chiusure più o meno legittime, più o meno abusive, le registriamo già dalla fine del Settecento in quasi tutti, e che sono, diciamo così, fonte di scontro interno alle comunità. Cioè, i maggiorenti, i principales, così ci sono scritti nei documenti, che avevano la possibilità, i soldi per chiudere, perché chiudere significava fare una siepe o fare un muro a secco, e significava investire e sottrarre a quell'alternanza, non è una vera e propria rotazione, alternanza. Cosa fanno i Sabaudi, che già da Gemelli, quindi seconda metà del Settecento, Gemelli scrive nella sua prima parte, nelle primissime righe del libro, che per il riferimento della Sardegna, scrive: qui le terre sono comuni o quasi comuni, c'è la comunanza o quasi comunanza delle terre. Quindi la cosiddetta linea Gemelli era abolizione del feudalesimo e introduzione della proprietà perfetta, cioè della proprietà indisturbata, la possibilità di chiudere. Ci si arriva in maniera progressiva, in realtà, gli studiosi del diritto lo raccontano già a partire dal 1806, il famoso editto degli ulivi, quindi la possibilità di chiudere se si fosse innestato a olivo o insomma, piantati gli ulivi. C'era la promessa del titolo di nobiltà, in realtà poi sono pochissimi quelli che diventano nobiltà di Ovia o di Olia, come si dice. Ci sono una serie di permessi che vengono dati a famiglie facoltose di chiudere degli spazi fino al 1820-23, che è l'editto delle chiudene che introduce o meglio, sancisce la proprietà perfetta, quindi la possibilità per i proprietari di non essere più soggetti a queste regole di uso comunitario. Impiega un po' la proprietà perfetta poi ad affermarsi, anche perché appunto soprattutto in comunità diciamo così a maggioranza pastorale, io sono d'accordo col professor Milanese che non c'era questa insomma, dicotomia netta tra agricoltori e pastori. Le grandi aziende erano aziende, oggi diremmo multiculturali, policulturali, multifunzionali, ecco, l'Unione Europea direbbe multifunzionale, per cui sì, c'era una PMA evidente, l'abbiamo detto, una maggioranza pastorale, ma non era così distinta. Però, per esempio, in alcune aree le tanche, i grandi chiusi vengono utilizzati anche soprattutto per il pascolo, quindi non è sempre, diciamo così, una riduzione a coltura, cito dai documenti perché era questo il termine, e di fatto però ci sono degli abusi, di fatto si sottraggono una serie di risorse comuni alle comunità di villaggio che appunto rivendicano quegli spazi quando c'è un abuso, e gli abusi ci sono perché anche qua se andiamo a vedere i verbali dei consigli comunitativi di tutti i villaggi della Sardegna, c'è qualcuno che può essere a volte il sindaco, a volte parente del sindaco, a volte un ufficiale baronale che chiude abusivamente anche tratti di strada, fonti pubbliche, spazi appunto che erano destinati all'ademplivio, eccetera. Quindi anche qua e poi diciamo così chiudo, quando studiamo i luoghi bisogna essere transdisciplinari, mettere assieme le diverse discipline, competenze e poi diciamo essere sempre laici quando ci mettiamo le domande di ricerca e quando poi vediamo i risultati, perché a volte andiamo in archivio noi storici o magari gli archeologi hanno un'idea quando vanno a scavare e poi il documento o lo scavo ci dice cose diverse e quindi insomma è importante da quel punto di vista essere molto laici e aperti anche alle sorprese. Chiudo dicendo appunto che l'insieme poi di questi elementi
ci dà veramente quelle che è l'impronta digitale dell'identità sarda. Ecco, io sono d'accordo su quello che si diceva prima. Per esempio, una provocazione che ogni tanto faccio a qualche amico che magari è politica attiva più di me, ci preoccupiamo tanto del periodo nuragico, va benissimo, tutto ciò va bene dal punto di vista culturale, archeologico e storico. Una grande provocazione è quella, ma abbiamo contezza dello stato, per esempio, dei nostri archivi comunali, dei nostri archivi storici comunali? Io che ho fatto diversi lavori sui comuni, ho dovuto lavorare in scantinati, in depositi abbandonati, eccetera. Cioè una grande idea, opera, familiare, sì, però, sì, familiari li puoi salvare, come puoi salvare quelli di grande personalità, eccetera. Ma gli archivi comunali, che sono gli archivi delle nostre comunità, che hanno, quando va bene, 200 anni di storia, ecco, un grande progetto di recupero e di conservazione, di valorizzazione di questi archivi, che ci raccontano poi la storia delle comunità veramente nel profondo, nelle dinamiche, negli scontri, eccetera. Questo diciamo, è una delle provocazioni che ogni tanto lancio. Parto proprio da questo per la conclusione, perché abbinare nella chiacchierata un archeologo e uno storico, nel terzetto ci vorrebbe anche il filosofo, così si bisticcia tutti insieme, no? Ecco, no, il punto di vista filosofico, storico, ammesso e non concesso, che ci possa essere, come dire, un contrasto, perché in realtà si ha semplicemente una, come dire, una competenza, no? Diversa, così come sarebbe lacunoso il risultato di un'indagine archeologica priva, non so, del bioarcheologo, di un processo, oggi ce li abbiamo, l'archeometria, la geografia storica, il geologo, no? L'apporto importante, no? Della lettura del geologo, lo studio, no? Prendiamo una geografia idrogeologica del terreno, è una cosa essenziale per poter capire non quella di oggi e con il ragionamento di oggi, ma con quella degli occhi di chi quel tempo lo ha vissuto, che sia stato un tempo di un secondo millennio avanti Cristo, che spesso evochiamo in maniera romantica più che storica, che sia quella di un'età giudicale alla quale ci vogliamo a tutti i costi ancorare con lo stesso radicalismo, questo è il mio punto di vista naturalmente, con lo stesso radicalismo con cui ci radichiamo in quello nuragico. Ecco, siamo noi che stiamo mettendo dei capitoli alla nostra storia per comodità. La storia non ha capitoli. Chiunque abbia superato i 50 anni sa benissimo che non può esistere un capitolo della nostra storia e non si capisce la politica degli anni 80 o immaginiamo no, il dopo Moro senza aver capito che cosa era successo prima, perché si arriva a quello che è successo, no? Con quegli anni difficili, i cosiddetti anni di piombo, e poi quello che è successo dopo. Questa stessa cosa accade nel passato e quindi forse l'errore più grande è quello proprio di innamorarsi o di affezionarsi eccessivamente ad un'idea che nulla c'entra, la finiamo ai falsi di Arborea 2, no? Che nulla c'entra con la verità storica, quindi gli occhiali che devono essere indossati gli occhiali dell'uomo, della donna, delle comunità, delle famiglie, del tempo nel quale si va a vivere e che si decide di indagare. O forse sono tutti gli occhiali che vanno, come gli occhiali moderni che si usano, no? Con le piastrine, no? Che si attaccano con le calamite da sole, che si attaccano e hanno sempre dei periodi diversi. E allora forse possiamo aiutare nella conclusione dai due punti di vista. Cosa non perdere?
nella progettazione, no? Ogni anno i comuni fanno l'antico piano regolatore, adesso non mi ricordo come si chiama esattamente, PUC, queste cose innominabili. Ecco, quando si progetta il restauro di una comunità, quando si progetta la nuova vita di una comunità, cosa non bisogna perdere di vista per non cancellare la storia in maniera irrimediabile di quella stessa comunità? Concordo moltissimo con queste conclusioni, anche con quanto diceva il professor Iba degli archivi. Estendo il concetto, abbiamo gli archivi cartacei che sono appunto in preda all'umidità, al degrado, tutta una serie di problematiche, ma anche i siti, i resti dei siti, dei luoghi dove hanno vissuto, diciamo, le comunità del passato, che poi magari si sono espresse in quei documenti, anche quelli sono archivi. Quindi dobbiamo probabilmente mettere al centro delle politiche culturali, io dico sempre, insomma, della nostra regione, ma anche delle comunità, quindi dei comuni, insomma, degli amministratori, il concetto dei contenitori della storia, no? Siano essi contenitori cartacei, quindi i faldoni, le filze, le singole carte, siano essi i siti archeologici. Finché un sito archeologico sarà visto sempre come due pietre, finché un archivio cartaceo sarà sempre visto come delle carte ammuffite, polverose, di nessun interesse, ecco, avremo delle difficoltà, insomma. Quindi un po' dovremo cercare di avere a guidare i processi politici, insomma, una classe che abbia una sensibilità, una consapevolezza, soprattutto non abbia un'arroganza, no? Perché spesso i politici sono arroganti e credono di essere depositari del sapere, e quindi guardano e ascoltano con sufficienza lo storico, l'archeologo, no? E non si mettono nella dimensione di imparare, di cercare di capire, insomma, come costruire il futuro. Quindi io penso che sia questa la consapevolezza dei luoghi, delle testimonianze, delle nostre memorie del passato. Dove sono? Sono negli archivi cartacei, ma sono anche nel terreno, nel sottosuolo dei paesi attuali, dei comuni attuali, nelle campagne. Quindi non solo il PUC, cioè questi strumenti, insomma, di gestione urbanistica, ma anche ogni lavoro, ad esempio di rifacimento delle strade, della posa di nuovi cavidotti, di reti, eccetera, ma anche una banalissima lavoro di aratura più profonda del solito, ecco, può creare dei danni se non viene accompagnata, insomma, da uno sguardo attento. Ecco, ma io chiuderei il mio intervento dicendo c'è forse una parola chiave, che è quella, la parola chiave può essere valutazione. Se non valutiamo sia gli archivi cartacei sia gli archivi appunto del sottosuolo, non possiamo pensare al futuro. Se non valutiamo non sappiamo che cosa abbiamo, no? Ecco, quindi quello è il primo investimento che forse la politica a tutti i livelli dovrebbe fare, ecco, di valutare che cosa c'è sostanzialmente, no? Perché nel momento in cui lo sappiamo possiamo anche decidere come governare, come affrontare, come tutelare, come conoscere, insomma, a vari punti, a vari livelli. Torniamo al Glossi Sauton, cioè al conosci te stesso, perché in conosci te stesso significa conosci la storia del tuo paese, della tua comunità, il raccolto, le testimonianze, no? Di dove si passava, lo dicevo prima, di dove si viveva. Bene, all'interno di tutto questo l'argomento archivi, l'avete accennato entrambi, è un elemento importante. Fra l'altro ci sono anche, no, degli stimoli, no, degli aiuti per poter informatizzare. Che bello sarebbe informatizzare, digitalizzare, rendere disponibile l'archivio. Mi trascini su questo terreno, visto che ho anche la fortuna di lavorare in archivio di Stato. Come diceva il professore, insomma,
deve essere una visione complessiva, quella dei documenti, quella dei siti storici, archeologici, eccetera, quella dell'immateriale, del patrimonio immateriale, e quindi tutto quel complesso di conoscenze che la comunità ha tramandato. Ecco, in Italia ci abbiamo messo un bel po' anche a recepire le convenzioni internazionali, soprattutto quella di Faro sul patrimonio culturale immateriale. Quindi per fare uno studio di luogo, tutti gli elementi geografici, per fare uno studio di luogo è necessario appunto mettere insieme le diverse professionalità. È complesso, è più lungo, ma dà dei risultati ovviamente più profondi anche per quella che è la programmazione urbanistica, sociale, economica, cioè le comunità che l'hanno fatto magari hanno impiegato un decennio, però la base è molto più solida. Per quanto riguarda gli archivi, abbiamo detto quelli comunali che a volte insomma sono gestibili con alcuni progetti, adesso progetti di digitalizzazione non è tanto la scansione del documento che è complessa, è tutto il lavoro di lavorazione, quindi di metadatazione cosiddetta, cioè di descrizione informatica del documento, che ci permette poi di metterlo in relazione con gli altri, di mettere in relazione i fondi anche tra archivi, anche tra fondi e archivi diversi, e che ogni tanto magari investire 30-40 mila euro per un comune sembra tanto, però veramente è importante sia dal punto di vista culturale, ma tante volte è importante anche nella vita amministrativa stessa. Io ho fatto l'amministratore locale, gli archivi sono importanti anche nella vita amministrativa, nella conoscenza di quello che è la storia, quindi quello potrebbe essere un primo passaggio. E poi c'è la dimensione pubblica che diceva il professore prima. Ormai siamo avanti in Italia, abbiamo fatto dei piccoli passi avanti in Italia anche sull'archeologia pubblica e sulla storia pubblica, sulla public history. Sì, ci stiamo pubblicando, ma anche andare nei territori, lavorare nei territori non era una cosa così scontata, insomma, per qualcuno dei nostri predecessori, anche perché andare a lavorare nelle comunità significa entrare, conoscere i luoghi, conoscere le persone, ascoltare, e anche, diciamo così, attivare quel processo di patrimonializzazione, che è un termine che a me non soddisfa tantissimo, però si utilizza, cioè di rendere consapevoli anche le comunità del proprio patrimonio culturale. E la dimensione pubblica oggi è fondamentale, quindi il coinvolgimento della comunità è fondamentale se vogliamo far andare avanti questo tipo di progetti, il che vuol dire utilizzare gli strumenti dell'archeologia pubblica, della storia pubblica, della storia orale, e insomma avere pazienza poi di mettere assieme le tessere del mosaico e capire insomma qual è poi l'immagine che viene fuori, e da lì poi partire per tutti gli altri progetti, abbiamo detto, di culturali, economici e sociali. Hai accennato agli archivi familiari, che sono uno degli elementi appunto di questa storia pubblica che viene fuori quando si studia nelle comunità. Anche quelli si possono tutelare, si possono aggregare agli archivi comunali. Ci sono gli archivi ecclesiastici che danno delle informazioni straordinarie dal punto di vista genealogico, ma anche dal punto di vista economico. Studiare le cause pie significa anche lì entrare in una parte dell'economia e anche di quello che era il welfare prima del welfare, cioè l'assistenza sociale delle comunità prima della nascita dello Stato sociale pubblico. Quindi sono tutti elementi, lì a volte è la volontà politica che fa, a volte basta investire qualche migliaio di euro in più su questi progetti e si può avviare una trasformazione della comunità, o meglio un'evoluzione della comunità. Io chiuderei solo una considerazione in merito alla politica. Spesso demandiamo alla politica, ma in realtà la politica siamo noi. Quindi entriamo nella dimensione che ciascuno di noi è responsabile della propria indifferenziata che devolve. Per cui
la politica siamo noi, lo siamo ogni volta che scegliamo i nostri amministratori, ma siamo anche noi nel momento in cui delegato è a rappresentarci, collaboriamo e viceversa mettiamo nelle condizioni gli amministratori di essere collaborativi. E quindi su questo, no, dobbiamo vincere questo sbagliato braccio di ferro dal mio punto di vista. Restituiamo alla parola politica e politici il senso più puro, no? Di servizio alla comunità. È una comunità in cui i genitori fanno tutto da soli, non funziona, i figli devono collaborare. Ecco, in questa dimensione i genitori delegati pro tempore si devono far aiutare e i figli devono essere collaborativi. Questo credo che sia, ecco, perfino il microfono si è rifiutato, eccolo qua. Avete domande? Diversamente ci salutiamo. Avete domande da fare ai professori? Sì, certo. Da questo discorso emerge, cosa abbiamo fatto questo pomeriggio, emerge da un lato una Sardegna in cui si evidenziano delle comunità tutto sommato organizzate, strutturate, giuridicamente, e devo dire anche forse bellicose nei confronti del potere costituito nel salvaguardare i loro diritti. Da un'altra parte però assistiamo al signore di Pisa che diventa re in Sardegna, a tutta la struttura, a tutto l'apparato aragonese, catalano-aragonese, che era assolutamente soffocante. No? Lascio perdere il periodo romano e il periodo cartaginese perché andremo troppo per le lunghe. Ora, ecco, c'è questa contraddizione. Perché noi poi, con tutta questa capacità di ribellione, di cui ho sentito nell'ambito delle comunità, poi non siamo riusciti a riscattarci in qualche modo? Perché siamo rimasti così? Ora schiavi dell'uno o schiavi dell'altro alla fin dei conti? Poi perché nella sostanza nelle comunità, almeno io così le ho vissute anche, insomma, erano prevalentemente servi della gleba. C'era il pastore che era, come diceva il professor Lelio, era un po' un imprenditore, no? Perché amava il rischio, la solitudine della campagna, eccetera. Il contadino invece era il cartaginese di turno, che era un servo della gleba. No? Ora, noi siamo rimasti, e siamo rimasti così, e così siamo rimasti oggi anche. No. E tu parlavi della purezza della politica. Chi vuole rispondere? Io credo, sciolgo io credo che non ci sia un perché. No, dubito, levo voi dall'imbarazzo, dubito che qualcuno possa avere l'arroganza, no, di poter dire di conoscere il perché. Credo anche che guardare troppo indietro con lo specchietto retrovisore, con il romanticismo moderno, col senno del poi sia altrettanto scivoloso. Credo invece si possa lavorare bene, anche dicendosene quattro, no? Come si fa in famiglia, sull'oggi. Ecco, sull'oggi credo che si possa, il presente e il futuro si può scrivere, il passato riscriverlo con gli occhi di oggi credo sia un'operazione amsicoriana un po' scivolosa. Non so cosa ne pensate voi. Alla fine ci fai chiudere. Ma io, insomma, da studioso di storia, perché da storico erano quelli bravi, da studioso di storia a me piace analizzare la complessità, quindi ripeto, bisogna essere sempre abbastanza laici anche quando si hanno risultati o scoperte che magari non corrispondono all'idea che preconcetta che abbiamo, quindi coesistono, nel senso coesiste la forza della comunità che reagisce al barone
però coesiste anche un'istituzione, così come esistevano negli altri regni mediterranei, la corona d'Aragona e poi la corona di Spagna governa mezzo mondo nel 500. Ecco, possiamo dire che la Sardegna era soggiogata da questo potere, possiamo dire che la Sardegna era inserita in un sistema mondiale come quello della corona di Spagna, per cui c'era una circolazione di viceré, c'era una circolazione di uomini, c'era una circolazione di merci, quindi bisogna sempre capire da che parte guardiamo questa complessità. È ovvio poi che ogni tanto cercare sempre nel passato anche alcune risposte per il presente e soprattutto per il futuro, diciamo, ci può aiutare, ma non sempre troviamo tutte le risposte. Ecco, diceva Simona, possiamo scriverlo il futuro, consapevoli di quello che è stato. Ripeto, anche a seconda della scala con cui osserviamo, se poi scendiamo nella scala micro e vediamo le famiglie, allora vediamo che ci sono famiglie che prevaricano, che sono diciamo che nelle comunità si impossessano appunto di terreni, chiudono, eccetera. Quindi allora si può dire eravamo, dico per Sardara, che così non scomodiamo nessuno se non si offende Giuseppe, eravamo, che ne so, tutti succubi dei conti Orrù. È una complessità, esatto, cioè troppo bisogna osservare nella totalità, per quanto è possibile, per quanto riusciamo a ricostruire, perché ricordiamoci che i documenti ci descrivono una parte di questa storia, l'archeologia ne vede un'altra parte, non riusciamo a vedere tutto. Sulle cause poi di sviluppo e sottosviluppo si sono interrogati storici dell'economia, sono interrogati sociologi, economisti, non mi pare ci siano state risposte poi troppo soddisfacenti in generale. Di passarti per la chiusura, anch'io concordo, nella microscala che è il livello appunto di analisi dell'archeologia, perché ad esempio qui abbiamo in questa immagine ancora proiettata le sepolture intorno alla chiesa parrocchiale, diciamo, del villaggio. Quello, parlavamo di archivi, quello è l'archivio biologico, è un altro tipo di archivio, l'archivio biologico dove stanno i resti scheletrici appunto della... E io tutta questa sudditanza non la vedo. Secondo me è una visione sicuramente interessante, però è un po' per quanto riguarda il Medioevo e non solo il Medioevo non la vedo, vedo una capacità di resilienza, cioè di adattarsi ai mutamenti anche negativi, a trovare delle soluzioni e altri momenti invece in cui c'è una forza positiva, in cui si vede una programmazione, il momento in cui la comunità del villaggio programma di costruire delle case abbattendo quelle più antiche, c'è un investimento, c'è un'idea di migliorare, no? Quindi vedo comunque, nonostante magari le noie, diciamo, con la vicina città di Sassari che chiede i censi, il potere signorile, eccetera, però diciamo c'è una forza comunque positiva della comunità. Poi ovviamente la cronologia è molto estesa, molto lunga nel tempo, quindi ci possono essere alti, bassi, delle situazioni più positive e altre meno, però sicuramente è molto interessante. L'archeologia ha una voce autonoma, ecco, non è che va diciamo semplicemente ad accodarsi alla visione storica, ma costruisce dei documenti e si stessi storici, insomma, per una nuova riflessione, per una nuova storia della Sardegna. A tutti buonasera e grazie.